Al Totuccio Carone di Ragalna va in scena la seconda uscita ufficiale della Millennium, una delle due matricole della società presieduta da Salvo Foranna. I giovani etnei reduci al successo esterno per 0-2 sul campo del Calcio Catania all'esordio cercano conferme e continuità nel girone F, il campionato Under 14 regionale siciliano. Avversaria di giornata sarà la Ionia Calcio, chiamata al debutto stagionale dopo il rinvio della gara d'esordio contro il Real Biancavilla. Una sfida che si preannuncia interessante con due squadre giovani e motivate, pronte a misurarsi in un match che promette intensità, entusiasmo e voglia di emergere. All'ottavo, prima occasione marca locale con l'apertura intelligente del Fiume per Finocchiaro, cross dell'11 che pesca sul secondo palo proprio il compagno del Fiume, rimpallata la sua conclusione sul prosieguo. Ancora straordinaria la retroguardia ospite sul tentativo di Cucchetti. Al secondo affondo passa la Millennium, cross calibrato dalla destra per la testa di Cucchetti che stavolta non sbaglia gonfiando la rete per il vantaggio locale. Immediata reazione degli ospiti con Catanzaro che prende bene il fondo a destra, cross in mezzo dove Elisa prova a risolvere una mischia sparando alto con il mancino. Al quarto d'ora palla illuminante dalla destra a premiare l'inserimento di Del Fiume che punta 1-2 avversari prima di essere strattonato in area, calcio di rigore accordato dal direttore di gara. Dagli 11 metri Cucchetti non perdona, siglando il 2-0 per la Millennium. 19esimo, sfera scodellata in area da Strano per un compagno, intervento scomposto di Alessi, secondo calcio di rigore di giornata. Dagli 11 metri il numero 9 della Ionia Calcio si lascia ipnotizzare da Nicotra, si resta dunque sul 2-0. Gialloverdi che vogliono comunque restare in partita affidandosi agli assoli del proprio funambolo Catanzaro. Nicotra è reattivo e vola alla sua sinistra. 28esimo, sventagliata parabolica ancora per Catanzaro che anziché prendere il fondo sterza calciando con il mancino, ancora un'ottima risposta da parte di Giulio Nicotra. Al 31esimo azione manovrata della Millennium con Greco che manda in fascia del Fiume, cross puntuale per una deviazione nel cuore dell'area piccola, fuori di un niente il colpo del possibile KO. Sono le prove generali del 3-0, sul lancio dalle retrovie misunderstanding della retroguardia giallo-verde ne approfitta Del Fiume che scarta Massimino prima di gonfiare la rete per il 3-0 della Millennium. Ripresa che inizia con un'occasionissima per gli ospiti. Catanzaro che opera ora sul versante mancino viene strattonato in area, terzo calcio di rigore di giornata. Dagli 11 metri questa volta va Marchenzo ma non cambia l'esito finale, Nicotra para il suo secondo rigore di giornata. Gol sbagliato, gol subito e la dura legge del calcio del Fiume allarga da Finocchiaro, cross in area per l'inserimento puntuale di Triolo che gonfia la rete per la quarta volta. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner dalla destra c'è gloria anche per Tringale, abile ad insaccare con un mancino al volo. Al 50esimo Narcisi riscatta l'errore dal dischetto della prima frazione di gioco impallinando Nicotra per il parziale 5-1 al Totuccio Carone di Ragalna. Al 54esimo termina la partita di Finocchiaro, inizia quella di Romano, poco più tardi avvicendamento tra i pali della Millennium con Nicotra che lascia campo a Messina. All'ora di gioco cavalcata imperiosa sul binario mancino di Matteo Di Mauro, atterrato in area, quarto calcio di rigore di giornata, trasformato dallo stesso numero 10, intuisce solamente Valastro. Scampo di gara per Chinnici e Salvatore Di Mauro che rilevano Di Blasi e Greco. C'è ancora tempo a Ragalna per Messina, bravo a mettersi in evidenza con una parata con i pugni su attacco dalla destra. Allo scoccare il 70esimo regolamentare Locastro gonfia la rete sulla respinta corta proprio dell'estremo difensore della Millennium, fissando il risultato sul definitivo 6-2, secondo acuto della Millennium che batte dunque nel derby la Ionia Calcio. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima!